di innovativo i Fenici hanno portato verso Occidente, e sono tante cose. Intanto dal punto di vista, diciamo, tecnologico, per cui abbiamo ad esempio delle modalità di realizzazione delle ceramiche molto più, diciamo, veloci rispetto a quelle in uso nella Sardegna prima dell'arrivo dei Fenici. Mi riferisco al tornio veloce, probabilmente non era totalmente sconosciuto, però ovviamente viene, diciamo, ampiamente diffuso soprattutto grazie ai Fenici. Insieme a queste innovazioni tecnologiche, noi dobbiamo ragionare sul fatto che un'innovazione tecnologica cambia anche i modi di produzione, cioè obbliga a ripensare quelle che erano le modalità di gestione delle materie prime. Diciamo, sono vari cambiamenti, però mi sento di sottolineare il fatto che l'innovazione principale che i Fenici portano in Sardegna è l'introduzione, con tutto quello che ne deriva, di un modello di vita urbano, cittadino. Cioè la complessità strutturale, architettonica dei grandi villaggi, dei complessi nuragici, eccetera, lascia senza dubbio a bocca aperta. Ma infatti l'introduzione del modello urbano orientale non è liquidabile semplicemente nel fatto che invece da un certo momento, anziché le capanne tonde circolari, si fanno, diciamo, le strutture quadrangolari. Il modello di vita urbano è ben altro e si riflette nel tipo di architetture, no? Cioè è una certa diversa divisione del lavoro. Un'altra delle cose che banalmente mi sento di dire è che dobbiamo all'introduzione dei Fenici, poi ovviamente i 1000 distinguo sono fattibili perché c'è quell'oggetto là, però parliamo dei grandi fenomeni e questi dobbiamo cercare di isolarli. I Fenici portano la scrittura in Sardegna, se sembra poco. Allora, dopo Poi ti lo faccio so una che domanda. pensa che esiste una scrittura nuragica, Sì. ma vi posso assicurare che non esiste. Io, guarda, non te l'ho voluta fare questa domanda, stavo aspettando che qualcuno te la facesse, ma guarda, ti proponi da solo. Ma sei meraviglioso. Allora, ti dico che ci sono tanti tuoi studenti qua, però non vogliono fare domande. E va bene. Allora, Come in classe, quindi, come in aula. non ti vogliono fare domande. Allora, io ti faccio una domanda, poi pian Allora piano ne dico io una cattiva, tanto gliele farò io all'esame a loro. Ah, ok. No, infatti, Scherzo, ovviamente. no, io dico quello, approfittatene a fargli le domande, tanto qui siamo, insomma, non siamo in aula. Allora, vi chiedo una cosa, non a voi due, allora, a chi ci sta seguendo, di condividere la diretta. Fatemi questo favore, non ve l'ho detto prima, però ve lo dico adesso. Condividete nel vostro profilo questa diretta, ok? Detto questo, ti chiedo una cosa a te, Michele, poi c'è una domanda di Montalbano, poi faccio una domanda a Durdica. A te ti voglio chiedere la questione della porpora, no? Ma è una, come ti posso dire? Non lo so, è un'invenzione fenicia, sarda, da dove arriva la questione della porpora? Cioè, questa innovazione qua, chi l'ha fatta? A me, scusami la domanda. Sì, sì. Allora, né l'alfabeto, né il vetro, né la porpora e queste invenzioni che si è soliti attribuire ai Fenici hanno un fondamento di verità, nel senso i Fenici non inventano queste cose, ma hanno il grande merito di farle conoscere e di distribuirle su tutto il Mediterraneo. Cioè l'alfabeto, noi conosciamo quello fenicio, ma anche per vie traverse, perché diciamo è stato quello il primo sistema scrittorio alfabetico che i greci hanno conosciuto, sui quali hanno basato il loro, che a loro volta ha influenzato altri codici scrittori, anche di lingue ancora indecifrate, come l'iberico, per dire, il libico, eccetera. Però non viene inventato dai Fenici nel momento in cui arrivano in Occidente, è una evoluzione un po' progressiva nel tempo. Nel sud si parla delle aree del Sinai, diciamo è molto molto complesso come tema, ma sappiamo per certo che non viene inventato, ma viene portato in giro. Perché? Perché era molto più utile per i mercanti, consentiva di annotare in maniera molto più veloce rispetto alle scritture sillabiche o di altro genere.
Il vetro ugualmente, sappiamo che è molto più antico, e la porpora pure. Diciamo, forse le testimonianze più antiche, ma anche su questa questione del più antico veramente ha poco senso, perché cioè, al momento attuale, diciamo, forse in ambito minoico, mi pare di ricordare, XVIII secolo, abbiamo le prove della produzione della porpora, ma anche lì i Fenici semplicemente la utilizzano in grandi quantità, ne producevano tantissima con la quale tingevano le loro vesti, i loro tessuti, e soprattutto l'hanno quindi fatto conoscere a tutte le aree del Mediterraneo centro-occidentale con cui sono entrati in contatto. Qual era? Perché la porpora è importante? Perché ha questo, diciamo, perché è l'unico pigmento dell'antichità indelebile. Cioè, si coloravano le vesti in altri modi, ma diciamo la macerazione del murice produce questa sostanza violacea, rossacea, poi dipende, no? Sappiamo da Plinio quali erano i metodi per realizzare un colore rispetto a un altro, eccetera. Fatto sta che richiamando il rosso, che da sempre è il colore della vita, perché è il colore del sangue, il colore del vino, eccetera, aveva un grandissimo successo. Pensate voi che ancora oggi noi i cardinali, diciamo, li chiamiamo i porporati, proprio perché avevano, no, questa specie di porpora. Pensate che per tingere una leggera e piccola veste di porpora servivano centinaia, se non migliaia di questi murici che venivano frantumati e poi lasciati a macerare affinché sviluppassero questo pigmento. Quindi anche qua certamente è anche giusto collegare il nome dei Fenici alla porpora e viceversa, ma non perché l'hanno inventata. Sì, guarda, questa risposta qua e questa domanda secondo me valeva stare qui stasera perché abbiamo condensato un sacco di... cioè hai risposto a molte cose che erano insomma un po' dubbiose da parte di tanti appassionati che seguono questi argomenti. Allora, vi dico che ci sono tanti stranieri qua collegati con noi oggi che mi seguono sempre nelle pagine in quello che faccio e anche stasera sono presenti. Sono davvero felice, vi ringrazio tutti quanti. Ringrazio anche tutti voi che ci state ancora seguendo, siamo davvero in tanti e vi posso assicurare che l'orario non è buono per queste cose perché siamo alle 22:40, generalmente in questo orario qua non c'è più nessuno, invece sono ancora davvero in tantissimi. C'è ancora qualche domandina, però non vorrei andare troppo oltre, quindi allora, diciamo che mi dispiace, qualcuna la devo saltare, se no poi andiamo, insomma, andiamo che ci rimaniamo un'altra ora. Allora, voglio fare un... Michele, ti faccio riposare qualche minuto così voglio far dire ad Urdica invece che Olbia, torniamo a Olbia, cioè Olbia è uno di quei posti dove cioè, davvero si parte cioè, da un periodo molto antico fino ad arrivare a noi, è una di quelle poche città dove davvero c'è tutto un susseguirsi di processi, di evoluzione. E quindi, secondo me, non so, forse non abbastanza valorizzata, non lo so perché i monumenti ci sono. Che altri monumenti abbiamo? Per esempio, qui a testimonianza di questa evoluzione, oltre alle mura puliche ci sono tantissime altre cose. Sì, assolutamente. Noi siamo a parte la zona urbana, abbiamo tutto l'entroterra, quindi tutto il circondario di Olbia, che è pieno di testimonianze di diverse epoche, principalmente da quelle prenuragiche e nuragiche. Queste sono le più importanti, e dal pozzo alla tomba dei giganti, poi non c'entra nulla con Nuragico, ma il castello di Pedres, l'acquedotto romano, uno dei meglio conservati in Sardegna, che riporta tutte quelle case, anche se è frammentato, per esempio ha la sua piscina di mare, ha il tratto su Arcate, ha il tratto su Muro Pieno, quindi il tratto cittadino, il tratto sotterraneo. Infatti noi abbiamo organizzato anche diverse uscite quest'estate a settembre, proprio per far conoscere quel poco di Olbia sotterranea che ci è permesso di vedere, perché poi lo sviluppo di Olbia, il problema suo è stato quello di crescere velocemente, di espandersi, fare boom e di non poter conservare quelle cose così, farle vedere a tutti. Una delle particolarità, io mi ricordo quando ero piccola, io sono arrivata qua negli anni 90, nella piazza principale, piazza Regia Margherita, era visibile una cisterna punica
che ogni tanto metto anche su Facebook, perché comunque è un ricordo, adesso non è più visibile. Perché? Perché si creava condensa, perché ci buttavano dentro la mondezza, tutto quanto, quindi invece di trovare un sistema per valorizzarla, hanno preferito chiuderla, così non si vede più. Quindi c'è spesso, oppure il sito archeologico di Via Nanni, che è importante testimonianza di tratti greci, di presenza fenicio-punica fino ai romani, perché poi addirittura i romani li fanno passare l'acquedotto, utilizzano le pietre di quel sito già preesistente, per dirti, che viene totalmente, questo ci tengo a dirlo anche ai miei concittadini, che quello è un'area archeologica, quindi non si potrebbe andare a passeggiare con i cani, non si potrebbe andare in bicicletta sopra le pietre e non si potrebbe sedere, quindi anche quella è un'area che secondo me andrebbe valorizzata. E abbiamo la necropoli, abbiamo il tratto delle mura, che anche quello io mi batto da tanto, e abbiamo il museo che, solo per dirvene una, abbiamo l'albero maestro più grande esposto al mondo dell'epoca romana, quindi insomma abbiamo dei contenuti abbastanza importanti che andrebbero valorizzati. Si è fatto tanto, perché comunque da più o meno, io ho iniziato questo lavoro dal 2009-2010 di comunicazione dell'archeologia, quindi mi occupo principalmente delle scuole, perché credo che i bambini e i ragazzi siano poi il nostro futuro, quindi se cominciamo da loro piccoli cerchiamo di trasmettergli qualcosa. Quindi ci sono diverse escursioni, ci sono diversi progetti con le scuole, sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni. Spesso facciamo anche delle giornate di che cosa fa l'archeologo. Proprio l'anno scorso abbiamo fatto un progetto della figura dell'archeologo, perché molto spesso noi pensiamo che l'archeologo sia solo quello che scava, e invece non è così. Ci sono diverse figure degli archeologi, c'è l'archeologo che comunica, c'è l'archeologo che scava, c'è quello che studia, c'è quello che è funzionario, quindi quello che sta in soprintendenza. Lì proprio abbiamo chiamato anche Rubens Doriano per parlare con i bambini, per dirgli: io sono un funzionario, mi occupo di questo, quindi tutte quelle attenzioni che andrebbero sviluppate già da piccoli. Però veramente Olbia ha tutto. Manca secondo me una gestione seria dei siti, perché l'ultima è stata del 2012, l'abbiamo gestita noi, io personalmente, e poi non si è più fatto il bando, i siti non sono stati più concessi, mancano forse, le figure non mancano, perché il professore lo sa anche lui, ha avuto tanti studenti dall'Università di Sassari e anche all'Università di Oristano, la scuola di specializzazione, che è una delle migliori che abbiamo a livello nazionale, quindi diciamo che i professionisti ci sono, quindi, però bisognerebbe magari un pochettino con le amministrazioni e tutto quanto fare anche archeologia preventiva di quello che c'è e di quello che manca, che è fondamentale. Quindi io mi auguro che in futuro ci sia molta più attenzione a questo, perché se noi cancelliamo o dimentichiamo il passato, poi alla fine, non dico domani, però tra diversi anni ci verrà una crisi di identità, perché non sapremo chi siamo e da dove deriviamo, perché noi siamo oggi qua perché ci sono stati i nuragici, ci sono stati i fenici, ci sono stati i punici, cioè siamo il loro prodotto, ecco, questo è. Allora, io lo sai bene, mi arrabbio moltissimo quando vado nei posti e vedo non ci sono cartelli, non c'è la pulizia del luogo, abbandonati, sporchi. Allora io mi incavolo davvero tanto, perché non è possibile. Cioè sono monumenti arrivati qui dopo 3.000 anni, 4.000 anni, e noi così, per una fesseria, per un trascurare così stupido, buttiamo tutto quanto via. Allora, c'è da E dire una questo, cosa, ci tengo, noi abbiamo una società che si chiama Arles, che da diversi anni si occupa della pulizia dei siti, quindi i siti sono puliti, l'erba è tagliata, sono tenuti benissimo, e su questo assolutamente. Manca proprio la figura umana, questo è fondamentale, io mi batto sempre. Ci possono essere audioguide, ci possono essere cartelloni, ci può essere quello che ti pare, però l'uomo non sostituirà mai la macchina. Io sono convinta di questo, perché noi stasera potevamo anche registrare il professore, farlo mandare in onda, ascoltarlo sì. e grazie, arrivederci. Ma manca quel fatto della domanda, che Sì, è esatto, è proprio, fondamentale.
Ma infatti la mia caratteristica è quella di non parlare in modo, insomma, preregistrato, classica domanda, classica risposta, ma sono le curiosità quelle che piacciono alla gente, no? E quello è il bello di tutto. Adesso infatti ho una curiosità. Allora, adesso te la sparo lì, Michele. Allora, e questa, infatti mi ero stupito che nessuno facesse questa domanda qua. La stele di Nora è scrittura fenicia? Qualcuno è riuscito a tradurla? Ah, finalmente una domandina che mi aspettavo. Prima di rispondere, però, posso un attimino Sì, commentare quello che diceva Durdica. Cioè, sì, Olbia, poi tra l'altro, è uno dei grandi hub del turismo in Sardegna, sappiamo bene. Quindi, cioè, nel senso, è un invito che faccio pubblicamente alla politica che investa sul Olbia dal punto di vista culturale, dal punto di vista archeologico, perché ha tanto da dare. E vorrei anche ricordare, a parte Durdica che adesso lavora, cioè se noi sappiamo tanto, a parte i nomi di studiosi di tanta epoca fa, lo dobbiamo, mi piace qua citarli, appunto a Ruben Storiano, a Giovanna Pietra, a Giuseppe Pisano, cioè tutti archeologi che hanno lavorato, hanno dato tantissimo, tanto da aver addirittura cambiato l'idea che noi abbiamo di Olbia nel corso anche di un tempo relativamente breve, parliamo degli ultimi 15-20 anni massimo. Mentre l'altra domanda, ah sì, la stele di Nora. La stele di Nora è certamente scrittura fenicia. Io so che ci sono stati altri tentativi di traduzione e so che spesso strumentalmente le difficoltà reali di traduzione della stele di Nora vengono utilizzate per dire ah ma allora non è fenicio, mentre chi fa questo giochetto si dimentica le altre centinaia di iscrizioni fenicie e puniche che noi abbiamo in Sardegna e che invece leggiamo e traduciamo perfettamente. Cioè no, sarebbe come entrare in mano di un manoscritto latino particolarmente complicato per dire il latino non esiste, ma ci sono tutti gli altri comunque. Il problema della stele di Nora è particolare perché intanto appartiene a una delle scritture fenicie più antiche in cui si utilizzavano i segni di interpunzione. In secondo luogo venne rinvenuta alla fine del 1700 fuori contesto, quindi non sappiamo neanche esattamente da dove venisse. È in un materiale, l'arenaria, che è praticamente della sabbia consolidata e che è esposta agli agenti atmosferici, si erode molto facilmente. Le scritture hanno un ribasso rispetto alla superficie molto piccolo, quindi questo crea già delle enormi difficoltà di lettura. E da ultimo probabilmente non è neanche completa, non è una stele completa. Quindi insieme alla stele di Nora ci sono tanti altri testi, anche in Oriente, nella patria dei Fenici, che hanno grosse difficoltà di lettura, perché proprio, sarebbe strano il contrario, tant'è vero che sono le iscrizioni false quelle che si leggono e si traducono molto facilmente. Quelle vere, proprio perché ci restituiscono una lingua di migliaia di anni fa, può essere che contengano al loro interno dei termini che ancora non siamo in grado di comprendere nel dettaglio. Poi la mancanza di punteggiatura, che è tipica per queste fasi e in generale per la scrittura fenicia, complica le cose, perché a seconda di dove faccio finire una parola e iniziarne un'altra, potrebbe essere anche che invece la prima parola è composta di 3 segni, eccetera. Per cui della stele di Nora non è vero che non è tradotta, esistono 2-3 traduzioni che sono quelle un po' più accreditate e che effettivamente sono una diversa dall'altra, perché vengono da studiosi diversi, ma studiosi che comunque riconoscono chiaramente, come noi oggi, il fatto che è un'iscrizione fenicia, è in lingua fenicia, in caratteri fenici, ed è anzi probabilmente, se non una delle più antiche, senza dubbio, dei fenici in Occidente. Ma che qua, attenzione, perché esistono scritture fenicie in Oriente che sono più antiche di secoli rispetto a quella di Nora. ok. Allora ti faccio una domanda che ti chiede Pierluigi ed è particolare. Allora, vuole un chiarimento sui Tofet, i cimiteri dei bimbi. Allora, ti chiedo, corrisponde al vero che si svolgevano rituali con sacrificio dei bambini o sono semplici cimiteri di bambini nati morti o deceduti subito dopo la nascita?
Allora, la questione qua è molto semplice quanto complicata. Esistono due correnti di pensiero attuale tra gli studiosi, cioè coloro che, dando credito alle fonti greco-romane sostanzialmente e un po' anche a quelle veterotestamentarie, ma che andrebbero collocate diversamente, credono che i Fenici sacrificassero in determinate occasioni o anche con una certa periodicità i primogeniti, i figli, diciamo gli infanti, eccetera. C'è poi un'altra corrente di studiosi che invece ritiene, però non come dice Pierluigi, che il Tofet siano dei cimiteri di bambini, perché non sono comunque solo dei cimiteri, è un luogo di culto, è un luogo sacro, è un luogo, come sostengono alcuni amici e colleghi di recente, un luogo tra l'altro multifunzionale, cioè in cui probabilmente quello che era importante era il modo di interfacciarsi con la divinità. Quel che è certo è che noi all'interno dei Tofet troviamo i corpi di bambini molto piccoli, spesso feti, spesso infanti, quindi diciamo molti appena nati, secondo me per cause naturali, secondo altri perché sono stati uccisi, ma comunque li troviamo quello, ma troviamo tanto altro, oggetti, stele, maschere, quindi sappiamo che era sicuramente un luogo di culto molto complesso. Ora, questo passa per essere un luogo di culto a cielo aperto tipico del mondo fenicio e cartaginese, effettivamente lo è, però noi al momento li troviamo, e probabilmente così non cambieranno le cose, solo in Sardegna, soprattutto in Sardegna, in Nord Africa e poi anche nella cuspide occidentale della Sicilia. Poi ci sono altri Tofet un po' più diciamo discussi a Malta, a Cipro, eccetera. Non sembra una cosa tipica dell'Oriente, eppure il termine Tofet viene dal Vecchio Testamento e indicava, diciamo, quella valle di Ben Hinnom vicino a Gerusalemme, dove gli estensori del testo biblico praticamente criticavano i Fenici perché sostenevano che loro in questa valle vicino a Gerusalemme facevano passare per il fuoco i loro bambini. Al che, diciamo, poi io non sono un esperto di esegesi veterotestamentaria, di ebraico antico, eccetera, però, diciamo, questo passaggio per il fuoco è stato collegato quindi al rituale di uccisione dei bambini, ma potrebbe anche collegarsi a tanti altri passaggi per il fuoco. Io in maniera un po' provocativa ricordo sempre in Sardegna, ad esempio, la notte di San Giovanni, mi pare, sì, esiste il salto col padrino, no? I giovani, ed è in qualche modo una sorta di rito di passaggio all'età adulta, quindi io lo vedrei più diciamo, in quest'ottica che non nell'ambito dei sacrifici cruenti. Però comunque sia, cioè, devo dire che anche i colleghi che sostengono la tesi del sacrificio cruento hanno ragione quando dicono che non possiamo andare contro questa idea solo perché ci sembra una prassi raccapricciante oggi, perché noi dobbiamo studiare il mondo antico non per come è nel nostro ideale, ma per come era nella realtà. No? Per cui io non ho nessun problema a pensare che i Fenici potessero anche sacrificare i bambini. Non mi convince proprio dal punto di vista storico-archeologico e con i dati e le prove che vengono addotte all'una all'altra tesi. Cioè, mi sembra ancora più convincente pensare, soprattutto rispetto all'alta mortalità infantile, che fossero, diciamo, dei santuari necropoli molto molto particolari, ma non che uccidessero deliberatamente. Poi tutti i popoli antichi praticavano sacrifici umani, non solo di bambini, anche di adulti, l'hanno fatto i romani, no? Insomma, è una cosa abbastanza, non dovrebbe stupirci troppo. Ecco. Sì. Allora, io direi di chiudere, che siamo già a 2 ore, quindi allora c'è ancora qualche altra domanda, però dai, la facciamo un'altra volta. C'è solo una precisazione che voglio leggere, giusto per non dire che poi faccio finta di non vedere le cose. Francesco ci scrive che su Olbia sono stati investiti 2 milioni di euro nel patrimonio archeologico, e quindi diciamo non ci sta a dire che non si fa granché. Va bene. Allora, Scusami Gianmario, Francesco, immagino Francesco che Carrera
è il nuovo funzionario, sì. Che salutiamo e ringraziamo, perché ha preso in mano tra l'altro un'eredità come quella di Rubens Doriano, che appunto necessita di figure di funzionari giovani e capaci come Francesco, e lo ringraziamo quindi per questa indicazione. Significa che anche gli enti pubblici come l'università e le soprintendenze in questo caso riescono qualche volta, a ragione, a riuscire, diciamo, a far stanziare dei soldi da parte della politica, perché è evidente che servono dei finanziamenti. Sì, anche da poco ci tengo a precisare che Francesco ha fatto anche un'intervista dove ha spiegato i lavori che verranno fatti, le aree che verranno valorizzate, quindi da poco, se andate su internet trovate tranquillamente. Quindi io quando parlo del passato, parlo fino ad oggi, in futuro essendo giovani, come dice il professore, che ringraziamo, sì, abbiamo una lunga vita, quindi speriamo che le cose vengano fatte, ma saranno fatte sicuramente come sono state fatte in passato. Quindi salutiamo anche il nuovo sovrintendente, il nuovo funzionario. Io ero andato alcuni mesi fa al Belvedere e avevo davvero massacrato un po' in quel video le condizioni di quel luogo lì, perché vederlo come l'ho trovato, cioè proprio faceva schifo, era in una condizione pessima. Allora, anche quello, Gian Mario, c'è stata un paio di giorni fa un'intervista del dottor Amucano a Rubens Doriano, quindi anche le persone possono andare a leggerselo, dove è scritto chiaramente che il nuraghe è stato salvato, nonostante si sia deciso di fare quel tipo di costruzione sopra. Esatto, il nuraghe è stato salvato, quindi bisogna leggere, bisogna informarsi, bisogna anche capire in determinate situazioni le scelte che si prendono. Alcune volte le scelte che si prendono per la valorizzazione e la tutela di un sito le possiamo paragonare anche a un buon padre di famiglia nei confronti dei figli. Quindi spesso non ne facciamo sempre le scelte giuste, però in quell'epoca lì, in quel momento lì, era l'unica scelta disponibile. Quindi questo ci tengo a precisare, e andate su internet e leggetevi la bellissima intervista a Rubens Doriano. Sì, aspetta Michele, se vuoi aggiungere qualcosa. Anch'io voglio precisare che non era per le scelte di fare il ponte sopra, quello io non c'entro nulla, ma era nelle condizioni in cui si trova adesso quando uno lo vorrebbe visitare, cioè è impossibile da visitare. Gian Mario, non è visitabile, ricordiamoci sempre, io ci tengo tanto su questa cosa, mi batto da anni, che non tutti i siti archeologici sono visitabili. Bisogna anche avere la coscienza di noi stessi, di capire quando un sito è visitabile e quando no. Quando noi ci troviamo in un'area senza indicazione, senza pannelli esplicativi, senza guide, senza nessun tipo di recensione e protezione, vuol dire che quell'area non è sicura. Non è che se c'è un ponte bello, c'è l'acqua blu, io mi butto dal ponte. Cioè, pensiamoci un pochettino anche quando andiamo a visitare i siti. È come quando si dice andiamo nei campagni, andiamo perché i nuraghi sono di tutti, quindi la proprietà di tutti è un bene comune. Non funziona proprio così, bisogna anche informarsi su quello. A me dispiace dirlo, però è così. Anche sul nuraghe Belvedere sono stati stanziati dei finanziamenti, inizieranno gli scavi, confermati da dottor Carrera, quindi aspettiamo e sarà valorizzato. Non stiamo calmi, cioè cerchiamo anche di rispettare le regole. Il bene è di tutti, è comune di tutti, però aspettiamo e andiamo a vederlo bello. Durdica, io sono d'accordo, non conosco nel dettaglio, però ho letto anch'io su questo nuraghe Belvedere. Allora, per me su esse sono le solite critiche strumentali e inappropriate, perché, cioè nel senso, perché dobbiamo concentrarci su un nuraghe che evidentemente aveva avuto delle grosse difficoltà? Non credo che a tutti piaccia che un nuraghe stia sotto un viadotto, eccetera. Però chi, diciamo, ecco, si erge a paladino dei beni culturali e che insiste su questo famoso nuraghe, magari non ne ha visto mai nessun altro di nuraghe. Allora, dico io, quindi guardiamo alle belle cose che esistono, cerchiamo di capire che convivere anche con i reperti materiali del nostro passato è difficile spesso e porta anche a scelte di sacrificio, però cioè, che senso ha continuare? Io chiunque non gli piace una Belvedere lo porterei, ma non ci andrà, a vedere altri nuraghi bellissimi che non conosce, perché cioè, sono critiche strumentali. Sì, è vero, è vero.
che è pieno di monumenti bellissimi, cioè, quindi ne abbiamo talmente tanti che facciamo fare il lavoro, ognuno c'ha il suo lavoro, quindi aspettiamo che piano piano li, diciamo, li valorizzano. Sì, Come si suol dire, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, quindi fa molto più rumore un nuraghe esatto. degli altri 7000 che invece stanno benissimo, sono bellissimi, sono gestiti, sono studiati, quindi Sì. Anzi, volevo dire una cosa, da diversi anni anche l'archeologia, l'università, fa partecipare anche agli scavi come visitatori, quindi cerchiamo anche di avvicinare la Bello. popolazione, i turisti, i visitatori semplici a conoscere quello scavo, che cosa si fa in quello scavo, quindi c'è un contatto diretto anche con gli archeologi. Quindi quando gli studiosi e gli archeologi dicono determinate cose che con cognizione di causa, non lo diciamo perché non vogliamo che si vada in quel sito, che si prenda questo, che si prenda quell'altro. Cerchiamo in qualche maniera di tutelarli. Poi io specifico sempre una cosa, noi siamo una delle terre fortunate perché abbiamo i monumenti a portata di mano, cioè noi li possiamo toccare. Noi possiamo toccare la tomba, possiamo toccare l'acquedotto, possiamo toccare le mura puniche. Negli altri stati queste cose vengono recintate, dove tu li vedi col binocolo, li vedi a 2-5 Beh. metri di distanza. Quindi noi non ci rendiamo conto veramente i nuraghi, noi possiamo entrare dentro, per dirti, possiamo farci le foto, possiamo vedere Sì. la Tolos, possiamo farci il corridoio, possiamo salire sopra, possiamo vedere il panorama. In altri posti queste cose non sono possibili, ti fanno vedere l'archeologia virtuale, 3D, ti fanno entrare con gli occhiali, con gli occhialetti e te la guardi. Invece noi abbiamo anche questa fortuna che spesso non ci rendiamo conto. Eh sì, questo è bello. No, una delle cose meravigliose della Sardegna è quella, cioè tu vai nei posti e li tocchi anche, quello è vero, negli altri posti non succede, quindi è meravigliosa questa cosa qua. Allora, vi fanno i complimenti tutti quanti, qua tutti quanti, chi ci ha seguito vi fa i complimenti, siete stati bravissimi, disponibili, insomma abbiamo fatto anche alcune domande un po' cattivelle, qualcuno l'ho suggerita io, altri qualcuno ve l'ha detto, che poi cattivelle non sono perché Michele non si è scomposto di una virgola, ha risposto con una linearità perfetta e quindi guarda è andato tutto bene. Adesso l'ora è tarda, sono ancora in tanti, ve lo dico, abbiamo ancora parecchie persone collegate, ma davvero tante, però mi dispiace, dai, semmai faremo una seconda puntata, ci vedremo prossimamente e così parliamo magari di qualche altro argomento sempre specifico. Questa volta è stato un po' generale, dove Michele ci ha fatto praticamente una lezione di archeologia. Vedo qua tanti commenti di studenti, qua ho studiato con lui, non ora il nuovo corso, insomma, ne leggo di tanti tipi. Quindi, comunque è molto interessante. Da parte mia ho imparato un sacco di cose da tutti e due che non conoscevo, non sapevo, e quindi è stato un piacere. Io ringrazio tutti quanti quelli che ci hanno seguito fino adesso, perché è tardi, sono le 23, quindi vi ringrazio tantissimo. Ringrazio a voi due, Michele, Durdica, siete stati eccezionali, lasciatemelo dire, Durdica la conosco e ha un linguaggio che è bellissimo, mi piace, mi ipnotizza perché come parla, mi spiega le cose, non so, io rimango ad ascoltare, sembra un bambino, quindi rimango lì, ascolto, imparo, perché è di una preparazione per me inarrivabile. Michele, per me sei inarrivabile, cioè sei di un altro pianeta, le cose che sai è inimmaginabile, per me sei come un libro che È un fenicio lui. sei come un libro che non finisce mai, quindi mi viene in mente una domanda, te la sai, quindi guarda, ti ringrazio tantissimo perché anche tu, io avevo un po' paura che tu magari in certi argomenti eri un po' troppo complicato, invece no, sei stato anche tu, guarda, di una parola semplice che si capiva, quindi anche io che non sono archeologo, non ho studiato archeologia, non ho fatto mai corsi di archeologia, ho capito benissimo perché alcune cose che prima di oggi mi sono dovuto leggere per documentarmi, che ero rimasto un po' così. Poi con te ho
diciamo, come si dice, i puntini si sono tutti collegati uno con l'altro, quindi ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. E ci vediamo alla prossima occasione. A chi ci segue vi dico che ci saranno anche altri ospiti prossimamente, ospiti del calibro come di Michele Durdica, che si spiegheranno altre cose, altri periodi e altre curiosità della storia della Sardegna, che è incredibile. Ragazzi, viviamo in un posto che è millenario, non c'è nessun altro posto al mondo che può dire di avere un periodo fenicio, un periodo romano, un periodo greco, cioè non c'è un altro posto dove c'è tutto questo ben di Dio, è una cosa incredibile. Cioè tu vai a Roma, trovi il Colosseo, trovi altre cose, ma non trovi, insomma, tutte queste cose qua. No, quindi ci invidiano, mi raccomando, prendete cura dei monumenti, state attenti, come dice sempre Durdica, non salite sopra il nuraghe, fotografate, ma non ci saliteci sopra. È vero, io vedo un sacco di fotografie che cammina sopra, si porta via anche magari anche le pietre, non lo so. Però rendetevi conto che hanno 3.000, 4.000, 5.000 anni questi monumenti qua, quindi prendiamone cura tutti quanti. Vi ringrazio, vi saluto tutti quanti voi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao, buonanotte. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao a tutti.